Sono qui con coach Giuseppe Laneri, anche Maurizio Grassi è tornato. Allora, malgrado Laneri ha vinto il campionato quest'anno, dunque assolutamente. Abbiamo sentito delle lamentele sul minutaggio. È vero o non è vero? Allora mi chiedo chi io abbia fatto scendere in campo, perché non c'è uno che non si lamenta. Ecco, capito? Cioè, ma entravo io in campo a Strazzei, non lo so. No, comunque, scherzi a parte, scusami, invece guardando le statistiche c'è una spiegazione di tutto questo, e cioè che noi non siamo ai primi posti in nessuna di quelle statistiche finali, e questo sta a significare a livello di punti, rimbalzi, che c'era spalmato tutto, era una squadra. 9 giocatori che giocavano 25 minuti a testa e dominavano 25 minuti. Quindi c'era una rotazione sì, abbastanza ampia, però i ragazzi rispondevano tutti, e questo comportava anche difficoltà per gli avversari nel non individuare diciamo, il giocatore da fermare o la situazione particolarmente. A parte gli scherzi, ne parlavamo, giocavo una partita di Coppa Italia, non mi fece entrare in campo, ragazzi si lamentavano perché non mi hai fatto giocare, ma in realtà questa squadra, come dicevo, trovava delle risorse in tutti, poi c'è anche il nostro grande Pippo Strazzeri, anche lui. È una rarità averlo davanti alla telecamera. Ma c'è anche la ripresa. Sì, anche perché ha un'età. Con l'audio. Con l'audio. Tutte e due cose. È la tecnologia avanzata. C'è il video, c'è anche il video. C'è audio e Ma video. che da me, dai, io so che ho sempre stato, vera, poi vi lascio. Ho sempre stato riservato, non lo so, infatti. Sì, no, infatti di sforzare. Ma quando hai scritto il libro non l'hai neanche chiamato, ho saputo questa intervista cosa, loro. Sappi che io so che non hai chiamato il più grosso esperto di pallacanestro siciliana. Tornando a noi, l'anno dopo realmente ne parlavo. Non mi ricordo. Tutti quanti avevamo il doppio dei punti. Io sono passato 8 a 15, 16 punti in Serie B, anche 17 di media. Tutti quanti avevano il doppio dei punti perché erano spalmati in 35 minuti in squadre diverse, perché il talento era diverso. Ma la squadra con il più grosso talento mai avuta io, ma neanche in Serie B, con così tanti erano 9 giocatori, potevano giocare tutti, avrebbero giocato 40 minuti in ogni squadra, erano il leader. Basile sarebbe stato il leader, Corlito, ma calcolo che erano a Barcellona, Evola, Lo Monaco, Brugaletta, Lonatica, cioè eravamo una squadra ed è difficile. Siamo stati fortunati, sì, inizia bene, ci vuole anche fortuna, perché se non iniziano le alchimie giuste e perdi le... Certo. Io raccontavo questo, poi vi lascio. Prima partita sopra di 1 a un secondo alla fine, 2 tiri di Tartaglia, 1 su 2 supplementari vinciamo, seconda sotto di 7 a 1 minuto e 20 dalla fine a Marsala vinciamo, da là in poi non ci ha più fermato nessuno. Dominando, però metti gli sliding doors, quello segni liberi, chiaro. ti nervosisci, sbagli, ci vuole fortuna, come in tutte le cose. Sì, è vero che ci vuole fortuna. Però avevamo 2 maroni così. Esatto, perché questa Lascio Pippo, deve dire qualche cosa. Ma stavi registrando? Sì, tutto quanto. Anche ora? Anche ora. No, dai. È tutto online ormai. Che vuoi da me? Che vuoi sapere da me? Come giocavate? Perché era diversa questa squadra dalle altre? Come giocavate? Cos'era la cosa particolare vostra? Ma per me è un anno indimenticabile, un campionato indimenticabile, non solo dal punto di vista tecnico, ma per lo spessore caratteriale, morale del gruppo. Che Laneri e io col suo collaboratore abbiamo allenato quell'anno, e questo ha fatto la differenza con altre squadre che erano altrettanto valide dal punto di vista atletico, fisico, tecnico, ragazzi con grande carattere, motivatissimi. Controfirmo assolutamente quello che sta dicendo Pippo, come dire, il mio avallo assolutamente. E la cosa che io ricordo di più, al di là di tutte queste situazioni magari frammentate di momenti di partita, che i ragazzi chiaramente da giocatori focalizzano l'episodio, la cosa che a me piace ricordare è quando eravamo sull'autobus dopo la sconfitta, insomma, ecco, e come ci siamo ricaricati, e quando siamo andati da loro, che quindi loro erano pronti a festeggiare, io ho detto: ragazzi, si entra dal palazzetto con la testa alta, e siamo andati là tutti quanti fieri e abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava, cioè ribaltare la situazione, e la cosa che veramente mi ha reso a dir poco felice è che 3/4 d'ora fa, un'ora fa, parlando con questi ragazzi con cui ci siamo ritrovati oggi, quella cosa in qualche modo è ritornata nella loro vita, perché ciascuno di noi dopo 24 anni, no?
e ci siamo ritrovati con i nostri percorsi, con le nostre difficoltà, con il dover riboccarsi le maniche e ricominciare, e la cosa li ha segnati tutti in senso positivo, perché come abbiamo affrontato quella situazione che ci davano per spacciati e noi lì buttare e ribaltare il risultato, molti di questi ragazzi si sono ritrovati nel percorso della loro vita a dover affrontare situazioni, e non nascondo che anche io, eppure li abbiamo affrontati con quello spirito, e questo penso che sia uno dei messaggi che lo sport in modo particolare, e anche specificatamente forse solo lo sport, a me viene da dire, riesce a trasmettere. Ecco, questa è la cosa più bella che... Grazie, no, veramente profondo, importante. Benissimo, causa tanto Evola, grazie mille a voi. Grazie a te. Grazie a te. Vediamo Evola.